Tutti a casa alla Ecolab ex Esoform, azienda che esiste a Rovigo dal 1921. 50 posti di lavoro in meno sono tanti per il capoluogo polesano, ma la multinazionale che qualche anno fa rilevò la Esoform, prodotti chimici, biologici e medici, punta ad accentrare la produzione in Francia, dove ha un impianto molto più grande e rivolto al mercato del Sud Europa. Rovigo, dopo 98 anni, è diventato un doppione. In questo momento ci troviamo a dover gestire una situazione veramente molto complicata. Posso già anticipare che lunedì prossimo avremo un consiglio comunale dedicato con tutte le rappresentanze dei lavoratori e i lavoratori per cercare di stabilire un percorso comune tra politica locale e forze sindacali e potenzialmente anche tutte le forze economiche del territorio per cercare di trovare una soluzione a questo tipo di problema. Purtroppo pensavamo che la grande crisi fosse finita e invece ci troviamo a dover lottare con situazioni di questo genere ed è una cosa che effettivamente va gestita con estrema attenzione. C'è una grossissima preoccupazione da questo punto di vista. L'azienda è qualificata, macchinari ancora all'altezza di produrre ad alto livello. Gaffeo spera che anche attraverso contatti con la prefettura si trovi un imprenditore veneto che possa subentrare nella gestione, mantenendo l'occupazione. Siamo disponibili a dare la massima collaborazione, ci aspettiamo la massima collaborazione, quindi parleremo in un'ottica di natura istituzionale con chi avrà competenze sia nell'ambito dello sviluppo economico che nell'ambito della gestione degli investimenti per le realtà territoriali.